è una quarta edizione che diventa sempre più orientata all'innovazione. Ci sono le imprese, 300 imprese da tutte le marche, ci sono 100 start-up e ci sono i ricercatori delle università che sono qui, oltre al mondo del credito, e le delegazioni internazionali. Per far crescere le nostre aziende bisogna sviluppare collaborazioni trasversali, e questa grande piazza a cui abbiamo dato vita è un po' una sorta di B2B della quarta rivoluzione industriale, cioè possiamo dire che ad Ancona e nelle Marche ci siamo inventati il B2B della quarta rivoluzione industriale. Questo modello di marketplace, questo incrocio di imprese, di idee, di start-up, di università è esattamente quello che è necessario nella creazione di scambio e commistione di opinioni, di informazioni. Lo voglio far diventare un format nazionale, quindi parte da oggi questa idea che si evolve chiamandola Digital Innovation Day, e la porteremo in tutte le nostre regioni, in tutti i nostri territori, perché funziona e le Marche sono state propedeuti che hanno insegnato un modello positivo. Sul territorio ci stiamo muovendo con forza, ci sarà la creazione di un Digital Innovation Hub che sarà proprio l'ente di relazione, di comunicazione per tutti i temi che riguardano Manifatture 4.0. In relazione con la Regione, con l'assessore Bora, stiamo lavorando alla definizione della legge Manifatture 4.0, quindi per una volta si vede veramente una sinergia importante di tutto il territorio e un'energia molto positiva che pensiamo possa in qualche anno veramente trasformare in senso positivo la situazione. La Regione ha il compito di aiutare le imprese, soprattutto in questo momento molto difficile. Lo sta facendo attraverso il sostegno all'innovazione e anche l'internazionalizzazione. A breve uscirà la PDL Industria 4.0 che vede l'assessorato alle attività produttive e l'internazionalizzazione lavorare assieme a quello della formazione e del lavoro. Accanto a questo si è chiuso recentemente il bando per le start-up innovative e a breve presenteremo proprio l'attuazione della strategia di specializzazione intelligente che ha come compito quello di sviluppare i principali driver per la crescita economica. Quindi la Regione ovviamente accanto alle imprese, soprattutto in questo momento difficile non solo dal punto di vista economico ma a causa chiaramente dei recenti eventi sismici. Per quanto riguarda i dati, purtroppo forse un po' ha anche influito il problema del terremoto che ha colpito un terzo delle Marche. I dati non sono entusiasmanti, speravamo molto di più, però purtroppo stiamo crescendo, addirittura meno di quello che cresce l'Italia. E dovremo lavorare ancora con più forza e soprattutto fare gruppo, un nuovo modo di ragionare insieme per rilanciare presto e bene l'economia delle Marche.